Le immagini dello stambecco che risvegliato dall'anestesia si allontanava nel prato avevano fatto gioire tutti per il lieto fine. Invece, purtroppo così non è stato. L'animale, operato in alta quota nei pressi del lago di Sorapis per estrarre dalla gola una scatoletta di tonno che aveva ingerito, è stato ritrovato morto. Grande amarezza per i soccorritori, le guardie provinciali di Belluno ed il veterinario del CRAS di Treviso Marco Martini. L'amarezza purtroppo è tanta, d'altronde avevamo purtroppo un paziente di cui non conoscevamo la storia clinica. Trovato 2 giorni fa nei pressi del lago dove cercava disperatamente di bere, nonostante la lattina gli bloccasse mandibola e lingua, lo stambecco è stato soccorso e liberato, ma non si sa da quanti giorni fosse in quelle condizioni. Di fatto noi non sappiamo da quanto lui versasse in quelle condizioni. Era abbastanza magro, per cui io temo che in realtà la situazione si protraesse da qualche giorno. L'abbiamo svegliato noi con l'antidoto e andare via con le sue gambe, però ripeto, i danni interni che possono aver riportato il fegato o i reni o entrambi gli organi, a causa del digiuno, quelli purtroppo non erano calcolabili. Lo stambecco, un maschio di circa 10 anni, pare godesse di buona salute prima di ingoiare la scatoletta e probabilmente è stato proprio il digiuno forzato ad essergli fatale, anche perché, spiega il veterinario, gli animali selvatici tendono a nascondersi quando sono in difficoltà e spesso vengono trovati quando sono già in condizioni critiche. Purtroppo si fanno trovare solamente quando sono in situazioni piuttosto critiche. E quindi appunto temo che questa volta sia uno dei casi in cui purtroppo l'avvistamento e di conseguenza i soccorsi successivi siano arrivati banalmente troppo tardi. Non è una colpa di nessuno, ma con i selvatici spesso è così. Il problema dei rifiuti abbandonati nell'ambiente tocca anche località incantate come questa nel cuore delle Dolomiti, dove da anni viene lanciato l'allarme per comportamenti incivili di turisti, dai materassini gonfiabili ai frigobox in plastica ai resti di picnic abbandonati sulle rive del lago, ma quanto accaduto al povero stambecco purtroppo accade sempre più spesso e non solo in montagna. Lo vediamo, l'abbiamo visto appunto l'altro ieri in montagna, come ci capita di vederlo anche per dire in mare con le tartarughe marine che spesso dobbiamo operare o per ami o per altri corpi estranei ingeriti. Purtroppo sì, la causa siamo noi, c'è poco da dire.